Buonasera, alle principali notizie. A Catania per anni ha aggredito la moglie, arrestato un 45enne, un altro uomo violento dal carcere chiama l'ex convivente e le dice non uscire più di casa, se no ti macino la testa. Movida violenta a Palermo in piena zona rossa, sfiorata la tragedia, al culmine della lite finita nel sangue tra due coetanei, ferito con 2 coltellate un 35enne. Delitto Mattarella, emergono particolari dal racconto dell'ex prefetto Filippo Piritore. Nell'interrogatorio davanti al giudice per le indagini preliminari si dichiara del tutto innocente e dice non ho occultato nulla. Catania, la fortezza medievale di Torre del Vescovo in pieno centro, trasformata in una vera e propria discarica abusiva. Spiagge affollate, traffico sulle strade di collegamento al mare, autunno anomalo in Sicilia tra castagne e costumi da bagno. Calcio, un altro big match, una nuova vittoria. Il Catania vola e batte anche il Benevento, porta inviolata al Massimino la sfida decisa da Cicerelli su calcio di rigore. Successo del Trapani sull'audace Cerignola, il Granata vincono per 2-1, i gol tutti nel primo tempo di Celeghin e Fischnaller per il Trapani e di Vitale per i pugliesi. Eccoci, buonasera, benvenute e benvenuti. E dunque in primo piano ancora la cronaca, ancora violenza sulle donne. A Catania per anni ha aggredito la moglie, è stato così arrestato un 45enne, un altro uomo violento dal carcere, pensate, chiamava all'ex convivente e le diceva non uscire più di casa, se no ti macino la testa. Sentiamo Roberta Lunghi. Se ti voglio prendere e scannare, lo faccio dove voglio io, vengo a casa, butto giù la porta e ti macino la testa. È solo una delle frasi emblema del comportamento violento e sprezzante di un uomo di 45 anni di Catania, rifiutato e allontanato dall'ex convivente. Uno stop giunto dopo anni disperati, fatti di violenze continue e vessazioni, figlie di gelosia ossessiva e di un attaccamento morboso. Stanca e impaurita, la donna si è rivolta alla polizia di Catania ed è da lì che ha cominciato a vedere la luce fuori dal tunnel. Ha raccontato una sequenza prima di minacce per futili motivi, dopo aver pubblicato ad esempio foto contenuti sui social. Dalle parole ai fatti il passo è stato breve e così gli investigatori hanno raccolto i racconti dolorosi della donna colpita alla schiena anche davanti alla figlia minorenne dopo aver staccato i cavi del contatore elettrico di casa. I poliziotti hanno rintracciato il 45enne nel quartiere Picanello proprio nei pressi della casa dell'ex compagna e lo hanno arrestato. Un'altra inaccettabile vicenda giunge così a distanza di pochi giorni da un altro fatto sempre a Catania in cui le botte nei confronti di una donna sono questa volta state documentate attraverso immagini di sorveglianza di un esercizio commerciale. Le pedate inferte alla moglie riversa per terra proprio nella parte del corpo appena operate restano nella mente di chiunque abbia visto quelle immagini diffuse dalla polizia. L'uomo, imperterrito anche dal carcere, ha continuato a chiamare la moglie ancora in ospedale. Ci occupiamo adesso e ancora della movida violenta a Palermo perché c'è stata in piena zona rossa, si è sfiorata la tragedia al culmine di una lite tra 2 coetanei, ferito un coltellato e un 35enne. Sentiamo il servizio. Accoltellato nella notte a Palermo in piena zona rossa, un 35enne ricoverato all'ospedale Villa Sofia. L'uomo non è in pericolo di vita. Nulla tiene dunque rispetto alla deriva di violenza in città, dove spuntano i coltelli a segnare nel sangue liti scoppiate spesso per futili motivi. Alle 3:30 in via Chiavetteri, uno dei baricentri della movida palermitana, ricadente in una delle zone predisposte dal prefetto di Palermo Mariani per evitare nuovi episodi come quelli che hanno portato alla morte di Paolo Taormina, 2 fendenti sono stati sferrati contro la vittima, uno dietro il collo, l'altro al braccio, durante una lite. A ferire l'uomo un coetaneo con piccoli precedenti penali che sarebbe stato già identificato. La polizia che conduce le indagini sta cercando di ricostruire l'esatta dinamica dell'aggressione, ascoltando alcuni testimoni e acquisendo anche i filmati delle telecamere di videosorveglianza della zona, dove per la paura si è scatenato il fuggi-fuggi generale.
Dopo 45 anni dall'omicidio Mattarella alle clamorose indagini e novità riguardano soprattutto i particolari del racconto dell'ex prefetto Filippo Piritore. Nell'interrogatorio davanti al giudice per le indagini preliminari si dichiara del tutto innocente, non ho occultato nulla, e fa riferimento a un guanto che sarebbe stato appunto fatto sparire proprio nell'auto dell'ex presidente della regione, e dice ancora il funzionario che è adesso agli arresti domiciliari. Sentiamo Orazio Longo. Teso, nervoso, Filippo Piritore, l'ex funzionario che secondo l'accusa nell'inchiesta sull'omicidio di Piersanti Mattarella, coordinata dalla Procura di Palermo, mentendo avrebbe contribuito a fare perdere le tracce del guanto destro in pelle lasciato il 6 gennaio del 1980 nella Fiat 127 usata per la fuga da uno dei killer. Durante l'interrogatorio davanti al GIP ha vuoti di memoria, ma si professa del tutto innocente. Entro in uno stato di confusione e ansia, spiega l'ex prefetto, che tramite i suoi legali ha annunciato il ricorso contro la misura degli arresti domiciliari. Avrò detto una cosa interpretata male, dice ancora, ma non ho occultato nulla. Secondo la ricostruzione fatta ai PM nel 2024, il funzionario aveva detto di avere dato il guanto a un agente della scientifica che lo avrebbe poi dato all'allora PM Piero Grasso, ma entrambi hanno smentito. Il giorno del delitto di 45 anni fa sono stato contattato a casa e mi sono recato sul posto dove era stata trovata l'autovettura. Non ricordo chi c'era, ma qualcuno era già lì, conclude Piritore. Ed ecco che torna il tema del depistaggio costante nei delitti eccellenti e nelle stragi di mafia, da Mattarella a Borsellino, quel depistaggio istituzionale incrociato da interessi criminali ed eversivi. Di questo è convinto anche Salvatore Butera, già consigliere e amico intimo dell'ex presidente della regione. Per lui, come per l'ex PM Agueci, la pista nera rimane un punto fermo nonostante le assoluzioni definitive. Dopo 45 anni si sta cercando con Lumicino la verità, ha detto Butera. Ora si scopre un depistaggio di cui tutti sospettavamo da anni. Forse ci sono altri depistatori. Quei legami tra Cosa Nostra, versione nera e pezzi deviati dello Stato, triste refrain di una storia politica e civile, ancora oggi piena di buchi. Assunzioni WeBuild, sono 4.000 le istanze presentate in appena 24 ore sulla piattaforma per le assunzioni legate alla costruzione del ponte sullo Stretto. Intanto però si attende la decisione della Corte dei Conti. Sentiamo Francesco Triolo. 4.000 istanze per le selezioni di personale di WeBuild per il ponte sullo Stretto di Messina è la risposta ai tanti giovani siciliani e calabresi dopo l'avvio delle procedure di assunzione da parte della società che dovrà realizzare la grande infrastruttura. Il sito ufficiale del gruppo ha registrato nelle ultime 24 ore ben 50.000 accessi. L'apertura delle assunzioni da parte del consorzio Eurolink di WeBuild era attesa da 2 anni. Per la Lega, attraverso la deputata Valeria Sudano, è la più chiara risposta a certa politica avvezza ai no. Per il collega Anastasio Carra il ponte è lavoro vero per migliaia di giovani con la voglia di costruire un'opera storica e unire nord e sud. Intanto si ingarbuglia la matassa legata alla decisione della Corte dei Conti sulla delibera del CIPES da approvare entro il 7 novembre. I giudici contabili, dopo il deferimento all'organo collegiale sulla decisione della delibera del CIPES e dopo l'udienza fissata per il 29 ottobre, potrebbero rivolgersi alla Corte Costituzionale per i dubbi sulle norme che hanno ridato vita all'iter. Il rischio è che ci sia la necessità di riavviare tutto l'iter in seno al comitato interministeriale. Diventa dunque difficile immaginare che fra qualche settimana possano aprire già i primi cantieri, secondo gli annunci del ministro Matteo Salvini. Adesso a Catania, dove la fortezza medievale di Torre del Vescovo, in pieno centro, è diventata una vera e propria discarica abusiva. Tonino De Mano. Un monumento al degrado e all'incuria, altro che fortezza medievale, altro che attrazione turistica. Torre del Vescovo, l'unica cosa che attrae sono gli incivili che depositano spazzatura giorno e notte, trasformandola in discarica, una delle tante presenti a Catania. E i rifiuti sono anche al di là delle grate in metallo, dove si notano secchi, bidoncini, vecchie casse musicali in legno e tanto altro. Storia oltraggiata, memoria dimenticata. Il Medioevo, il 1100, il 1300, il 1500 come Rinascimento addirittura sembra non essere mai passato da qui. Cioè, questa città non ha memoria di se stessa. L'importanza di questo monumento è l'esistenza di una cortina difensiva del 1100 rinforzata poi appunto da queste torri nel 1300 e successivamente nel 1500 con altri sbarramenti. Adesso bisogna fare una cortina difensiva, sì, ma per evitare sacchetto selvaggio.
assolutamente, sì, sarebbe una vera vittoria. Ecco. Eppure si tratta di un sito inserito in importanti percorsi turistici che meriterebbero maggiori attenzioni. Questi fatti sono veramente molto gravi per la città di Catania perché creano un danno di immagine turistica veramente notevole. E quasi quasi bisogna anche ringraziare questa automobilista che ha deciso di parcheggiare il proprio SUV davanti alla Torre del Vescovo. Almeno la presenza della macchina è servita per occultare parte della spazzatura. Denise Pipitone, la bimba scomparsa da Mazara del Vallo, siamo in provincia di Trapani, il 1° settembre del 2004, a 4 anni, oggi compie 25 anni. In un messaggio congiunto la madre Piera Maggio e il padre Pietro Pulizzi scrivono: Denise, ci manchi tantissimo ovunque tu sia, sappi che la tua famiglia ti ama con tutto il cuore e non smetteremo mai di cercarti, la nostra forte speranza di poterti riabbracciare presto. In questi giorni è stato reso noto anche l'ultimo age progression della bambina che mostra come sarebbe Denise oggi a 25 anni. Spiagge affollate e traffico sulle strade di collegamento al mare, autunno anomalo in Sicilia tra castagne e costumi da bagno. Sentiamo Desiree Ferlito. È quel tipico contrasto a cui ormai i siciliani sono abituati. Le castagne tipiche del mese di ottobre che ricordano inesorabilmente che l'autunno cavalca verso l'inverno. La gente, se vuole comprare le castagne, il momento giusto è questo, non c'è altro da fare. E i 30 gradi di una domenica quasi estiva. Qua siamo sempre state, comunque da sempre, a quanto ho capito. Oggi siamo contenti, da una parte, dall'altra parte un pochettino. Ci manca un pochettino di fresco. Le castagne, per esempio, le avete comprate, signora? Ancora no. È perché c'è troppo caldo e quindi non è tempo per adesso, non ci ispira. A San Giovanni Licuti, a dire il vero, l'estate non è mai finita. Traffico in tilt nelle strade di collegamento delle principali spiagge. In A18, in prossimità dello svincolo di Taormina, la coda è lunga diversi chilometri. Si confonde le castagne con il mare, ma è una cosa che non avevo visto da tanto tempo, no? Un po' come l'Etna e il mare, le castagne o la granita, una contraddizione che regala al capoluogo etneo tutta la bellezza di giornate da interpretare così come viene. Ci sono persone che vanno in montagna, altre persone, e noi abbiamo deciso di andare oggi, prendere questa bella giornata, approfittare e fare un bel bagno qui. Le castagne le hai già comprate? Certo, a voglia, molto buone, qui è tipico naturalmente. E ora ci mangiamo anche una bella granita. Per me le castagne significa inverno, quindi impossibile. E se ugualmente si ha il desiderio di sapori autunnali, ecco pronta la soluzione. Sa cosa mi hanno detto una volta? Una signora ha comprato delle castagne e mi ha detto: sa dove le vado a mangiare? Non lo so, signor, li vado a mangiare a mare. Madonna mia, a mare andavo a mangiare le castagne. Ci fermiamo, una breve pausa, poi andremo ad Augusta dove ha riaperto l'hangar per dirigibili. Dopo anni di chiusura, la Via dei Tesori ha riaperto l'hangar dei dirigibili ad Augusta. Tantissimi visitatori nel primo di 3 fine settimana di apertura straordinaria. Finito di costruire nel 1920, ha resistito anche al terremoto del 90. Sentiamo Francesco Loi. C'è chi lo definisce una cattedrale nel deserto. L'hangar per dirigibili di Augusta era chiuso da più di 10 anni e la curiosità di scoprirlo è tanta. Lei conosceva questo hangar? No, io in realtà no, e mio marito appassionato di storia sapeva di questo hangar e siamo venuti apposta da Catania per visitarlo oggi che è aperto. Da ragazzini ci si veniva a fare passeggiate e purtroppo piange il cuore a vederlo così ancora in questo stato. Speriamo che qualcosa si possa smuovere. Doveva servire per ospitare i dirigibili durante la Prima Guerra Mondiale, ma i lavori, iniziati nel 1917, si conclusero 2 anni dopo la fine del conflitto. Ma ha ospitato 2 dirigibili, l'OS e l'N2, progettati dall'ingegnere Umberto Nobile. Questi 2 dirigibili hanno avuto poi lo scopo di fare rilevazioni meteorologiche. Una struttura
struttura che comunque è diventata un modello, l'unico hangar rimasto in Italia che ha resistito al tempo. Non lo ha buttato giù nemmeno il terremoto del 90. E infatti degli ingegneri giapponesi sono venuti a verificare la solidità della struttura stessa e studiarne i sistemi, proprio per capire come è stato possibile che un edificio così antico, ma costruito per l'epoca con sistemi straordinariamente all'avanguardia, sia resistito al terremoto. La proprietà è del Demanio Marittimo, che ha indetto un bando che scadrà l'11 dicembre, proprio per poter rendere sempre fruibile l'area. Intanto questo è stato il primo dei 3 weekend di apertura straordinaria. Lo aspettavano, questa riapertura era molto attesa dal territorio, con grande interesse e grande curiosità. Questa mattina a Palermo al via l'Expo Medicina, il Salone dell'Innovazione Tecnologica in Sanità. 4 giorni con esperti del settore, spazio anche alle visite specialistiche. Marco Gullà. Quasi 40 eventi diversi all'interno di una 4 giorni durante la quale il mondo della sanità siciliana si confronterà a Palermo. Innovazione, cura e avvicinamento fra mondo della medicina e cittadino è lo scopo di approfondimenti, incontri e dibattiti. Si è aperta questa mattina alla Fiera del Mediterraneo la 5ª edizione di Expo Medicina, Salone dell'Innovazione Tecnologica in Sanità. Palermo diventa la capitale della sanità. Questa unione tra Sicilia orientale e Sicilia occidentale sicuramente ha creato forza soprattutto a questo evento che negli anni sta crescendo, sta portando anche un valore aggiunto, ma soprattutto messa a confronto a quelle che possono essere le eccellenze della sanità siciliana con le altre regioni italiane. Oltre ai convegni, Expo Medicina il 29 ottobre ospiterà la prima edizione del premio Dusmet, che ha visto la partecipazione di oltre 100 progetti. A fare gli onori di casa il sindaco di Palermo. Pone attenzione a tutti i temi strategici della contemporaneità e tra questo ovviamente la sanità, che in Sicilia soffre di alcune criticità, espone certamente alcuni ritardi ai quali il governo regionale sta cercando di dare risposta. Previsto anche un Open Day della prevenzione, si avrà quindi la possibilità di effettuare visite specialistiche gratuite in numerose aree della medicina, con particolare attenzione alla diagnosi precoce e alla promozione di stili di vita sani. Una breve pausa, poi ampia pagina dedicata al calcio, la vittoria del Catania sul Benevento, del Trapani sull'Audace Cerignola. Eccoci al calcio, un altro big match, una nuova vittoria. Il Catania vola e batte anche il Benevento dopo la Salernitana. Nona porta inviolata, al Massimino decide Cicerelli su calcio di rigore. Ci dice tutto Marco Carli. La settimana perfetta si materializza in una calda domenica di fine ottobre. I quasi 20.000 del Massimino assistono a un'altra vittoria nel secondo big match consecutivo. Questa volta a lasciarci le penne dopo la Salernitana e il Benevento. Toscano conferma l'11 di partenza delle ultime 2 partite vittoriose con Giuliano e Salernitana appunto. Le 2 squadre si studiano e si rispettano. I portieri sono inoperosi fino al colpo di testa di Lunetta dopo una punizione dalla sinistra. Semplice la presa per Vannucchi. Cicerelli è protagonista al 40° quando al termine di un batti e ribatti in aria finisce a terra dopo un contrasto con Borghini. L'arbitro, dopo revisione chiesta dal Catania, concede il rigore per il primo tocco sulla gamba del trequartista. Cicerelli è glaciale dal dischetto, palla nell'angolo e 1-0 per i rossazzurri. 4º gol in campionato per il numero 10 etneo, secondo consecutivo dopo la super punizione con la Salernitana. Palla al centro, il Catania ha un'occasione d'oro per raddoppiare. Sponda di Lunetta per Cicerelli che dalla sinistra crossa per Forte. Miracolo di Vannucchi sulla conclusione a colpo sicuro dell'attaccante. Nella ripresa il Football Video Support torna protagonista per un intervento in area di Di Gennaro su Mignani. L'arbitro resta della sua opinione e non concede il rigore dopo la richiesta di revisione dei campani. Toscano decide di cambiare sistema e toglie Cicerelli, al suo posto Corbari. Si passa al 3-5-2, entrano anche Rolfini e Aloi per Lunetta e Di Tacchio. Il primo ha subito una buona opportunità e manda alto su cross deviato di Casasola. I campani si fanno vedere con la Messa che conclude alto dopo una buona azione di Maita.
I rossazzurri sanno anche soffrire, il Benevento costruisce una buona chance con Borghini che crossa per Mehic e il colpo di testa finisce al lato. Il Catania chiude ancora vittorioso e senza subire gol, nono clean sheet su 11 partite, 5 gare senza reti al passivo. Dini non ha mai visto il pallone finire alle sue spalle al Massimino, numeri e non solo che danno l'idea di dove può arrivare la squadra rossazzurra. E adesso sentiamo cosa hanno detto gli allenatori a fine partita. E l'adattabilità di questa squadra ai momenti sta crescendo partita dopo partita. Abbiamo fatto un risultato importante, una squadra di livello che gioca bene, giocatori forti, però oggi volevano a tutti i costi la vittoria, i ragazzi l'hanno portata a casa e devo fare di nuovo i complimenti a questi ragazzi. Ma il merito è di tutti, a partire dalla società, da tutti quelli che lavorano, perché vedo un coinvolgimento totale da parte di tutti, dai magazzinieri, da tutti. Tutti vogliono portare il loro contributo. I ragazzi poi sono quelli che vanno in campo e sono i veri protagonisti. Le squadre forti sono forti in panchina. Non solo dal punto di vista tecnico, perché nelle dinamiche poi se entri e determini del tuo contributo, a prescindere se giochi dall'inizio entri, è una forza incredibile. Catania è partito forte perché questo ambiente in qualche modo ti carica, c'è una grande spinta emotiva, ma 7-8 minuti, 10 forse, poi noi abbiamo cominciato a palleggiare, a mantenere il possesso, abbiamo alzato il baricentro, piccoli dettagli che hanno fatto la differenza. Potrà esserci un'alternanza, dipende un po' dalle posizioni, dipende un po' dal calendario, ma a parte che, ripeto, questo è un girone difficile e dove anche andare a affrontare squadre medio-piccole o di media alta classifica non è facile perché sono tutte ben attrezzate e organizzate. Restiamo in Serie C, il successo del Trapani sull'audace Cerignola. Franco Camarasana. Torna al successo il Trapani, ma quanta fatica per battere un Cerignola alla quarta sconfitta consecutiva. Trapani comunque subito aggressivo e all'8° sblocca il risultato. Su un calcio d'angolo di Geron la girata vincente di testa è quella di Cereghin. Il Cerignola però non ci sta, Dorazio al 18° mette i brividi a Galeotti su un calcio di punizione di poco sull'esterno della rete. 2 minuti dopo però, ancora su angolo, calciato ancora da Cereghin, Fischnaller in mezzo a una selva di gambe spinge la palla in rete per il 2-0. Partita chiusa? No, perché il Cerignola ha bisogno di rialzare la testa dopo 3 sconfitte consecutive e, complice la difesa granata, al 31° prima scheggia la traversa col solito Dorazio e 1 minuto dopo accorcia le distanze con Vitale lasciando incustodito davanti a Galeotti. Nella ripresa si vede in pratica solo il Cerignola vicino al gol al 5°, all'11° e all'84° con Cuppone e Vitale. Serie B, siamo al Catanzaro, arriva la prima sconfitta per il Palermo, decide il match, un gol di Cis. Inzaghi, dovevamo fare di più, dice Marco Gullà. Per il Palermo arriva la prima sconfitta in campionato. Il Catanzaro vince al Ceravolo per 1-0 con il gol di Cissé allo scadere del primo tempo. Partita estremamente deludente per la formazione rosanero, squadra imballata e poco efficace in zona offensiva. La sensazione è che la formazione di Inzaghi non riesca a sfruttare concretamente l'enorme potenziale offensivo. Urge per il Palermo un cambiamento di rotta. La formazione siciliana, dopo la sconfitta di ieri, è scivolata al 4° posto. Andiamo alla cronaca, ci prova Diacchi subito con un diagonale ben intuito da Pigliacelli. Ritmi bassi, il Palermo con Leduaron e Palumbo sulla 3/4 a sostegno di Poyampalo non riesce a brillare. Catanzaro che al 44° fa le prove del gol, spreco colossale di Simone Pontisso che imbeccato brillantemente da Iemello calcia in bocca a Joronen che respinge con la gamba. Finale di tempo, palla che su un'azione rocambolesca finisce sui piedi di Gissè che batte in porta e 1-0 esplode il Ceravolo. Ripresa, 50°, opportunità clamorosa per Segre che scambia la grande con Palumbo dentro l'area ma spara alto sotto porta. 57°, Iemmella ad un passo dal raddoppio ma da zona ottimale non c'entra la porta. Entra Brunori, il Palermo prova a riprendere l'86°, grandissima palla per Poyampalo sull'angolo di Palumbo ma il finlandese sotto porta schiaccia troppo e la palla rimbalza fuori. Il Palermo non ha più occasioni, la peggiore prestazione della stagione, fa maturare il primo KO. Non abbiamo fatto un primo tempo all'altezza, sono molto arrabbiato per quello, poi il secondo tempo la squadra ha fatto, ha creato, potevamo anche pareggiarla,
Però non abbiamo approcciato come sempre, anzi forse siamo partiti bene, ma poi dal 15° alla fine del primo tempo una squadra come noi non può prendere un gol da rimessa laterale con l'altezza e i centimetri che abbiamo. Dobbiamo avere più cattiveria, poi la squadra del secondo tempo ha reagito, probabilmente meritava di pareggiare però. È tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.